Celebrata anche ad Agrigento oggi la giornata mondiale della memoria per l'Olocausto degli ebrei, diverse le iniziative. Il Consiglio Comunale dice no a un accordo con il proprietario della famosa scogliera di Marna Bianca di Realmonte. Proiettile nella cassetta della Posta, intimidito ex vicepresidente dell'Acragas, l'architetto Calogero Brunculeri dopo le dimissioni aveva denunciato minacce derivanti dagli ambienti sportivi. Calcio 3 triplette per l'Acragas che torna seconda in classifica, volley la SEAP chiude il girone di andata piazzandosi in pole position, basket la Fortitudo vittoriosa a Latina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi 27 gennaio è il giorno della memoria per ricordare l'Olocausto, lo sterminio degli ebrei, zingari e omosessuali da parte dei nazisti. Nell'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Foderà, manifestazione organizzata dall'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento con la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado, Salvatore Quasimodo di Agrigento e Luigi Pirandello di Porto Empedocle. La manifestazione intitolata Anna Frank, diritti, parole e futuro ed è patrocinata dalla Prefettura e dal Comune di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi la giornata della memoria qui al Foderà con un'iniziativa che coinvolge anche le altre scuole, il Quasimodo, l'Anna Frank, una giornata dedicata ad Anna dal tema Parole, diritti, futuro. Questa mattina abbiamo voluto celebrare come Istituto Comprensivo Anna Frank insieme all'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle e all'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento il giorno della memoria, facendo in modo che i ragazzi, una manifestazione soltanto per i ragazzi, possano riflettere e condividere insieme quello che stanno imparando, stanno apprendendo non solo sul passato, sugli eventi che tragicamente hanno insanguinato la nostra storia durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per capire e riflettere come si possa fare per evitare questi errori e per costruire valori di pace, di condivisione, di solidarietà che possano aiutarci a vivere meglio in Agrigento, in Sicilia, in Italia, in Europa e nel resto del mondo. La testimonianza era proprio questa, cioè fare capire ai ragazzi in questi giorni che non è possibile dimenticare quanto è successo in quegli anni di orrore, anche perché, come dicevo appunto nello scritto, lo stare qua è grazie al sacrificio di tutti questi che ci hanno offerto questo futuro. Ora capiamo benissimo in questi giorni cosa succede, antisemitismi, xenofobie eccetera eccetera, e quindi è quanto mai importante questa manifestazione o come queste altre manifestazioni in giro per la provincia per cercare di ricordare quello che è stato e che non dovrebbe più succedere. Ecco, diciamo che mio papà fondamentalmente voleva trasmettere questo messaggio ai propri figli o ai propri nipoti, proprio perché quello che ha vissuto lui non debba più succedere negli anni futuri. No, è ritornato dal campo di concentramento ed è appunto il ritorno che ci ha permesso di capire quando succedeva là, però lui non raccontava mai delle storie di disumanità inteso come una sofferenza, oramai era un suo vissuto tranquillo e proprio forte di questo proprio vissuto ci trasmetteva a noi un senso di sicurezza e di credere sempre nelle proprie doti. Questa è la prima iniziativa di una giornata ricca di impegni perché la comunità agrigentina non dimentica. Sono stato particolarmente contento di vedere adesso in apertura della manifestazione qui all'Istituto Foderà l'impegno che hanno messo i ragazzi delle scuole e come sentono molto vivo il richiamo e la volontà di non dimenticare. Lo hanno reso evidente con i loro lavori e soprattutto con la testimonianza veramente sentita della partecipazione agli eventi che quest'oggi celebreremo. Quindi complimenti ai ragazzi, complimenti ai loro insegnanti, sono sicuro che sarà una bellissima giornata per tutti.
Altra iniziativa legata alla giornata della memoria organizzata dal Museo Diocesano di Agrigento dal titolo L'anima del libro, Shoah, conoscere con l'arte. Ancora Arturo Cantella. Oggi una iniziativa per non dimenticare nella giornata dello Shoah qui alla chiesa San Lorenzo. Ecco, ci parli meglio dell'iniziativa e perché, da cosa scaturisce? L'anima del libro, la Shoah, conoscere con l'arte, la mostra itinerante delle sculture di Manlio Geraci per dare la possibilità di approcciarsi al momento storico della giornata della memoria con il momento della conoscenza attraverso l'arte, libri bruciati, piedi che camminano senza corpi, mani puntate verso l'alto. Al Museo Diocesano i documenti originali della Shoah, una ricevuta del riscatto dell'oro e una scheda di carcerazione perché di nazionalità ebraica, la rivista La difesa della razza, il contatto anche con i documenti per aiutare noi residenti, turisti, visitatori, ragazzi delle scuole in maniera particolare ad entrare in contatto con quello che è stato ma perché non sia più. Fare memoria, ricordare significa far sì che non possa accadere con nessun altro popolo e con nessun altro uomo. Anche se è un momento un po' particolare in cui l'Italia sta attraversando, che si vuole proprio ritornare all'indietro, ecco, con messaggi che arrivano anche da parte di una classe politica un po' forse troppo incosciente. E il messaggio è proprio questo, in un momento nel quale c'è la tentazione di ritornare a determinate forme di separazione di culture, di razze, di religione, attraverso anche i fenomeni migratori che ci sono, questa mostra vuole far fare una memoria con un cammino, partire da San Lorenzo, passare a Santa Maria dei Greci, dalla cattedrale, al Museo Diocesano e nel percorso ricordare che quando Dio creò Adamo non lo creò né bianco né nero né ebraico né cristiano, creò l'uomo e come tale lo ha amato. Sì, questa è una grande iniziativa importantissima, non solo per Agrigento ma per tutta la Sicilia, in cui io espongo qui alla chiesa di San Lorenzo delle opere contemporanee. Espongo 3 installazioni, le 36 mani dei giusti che indicano il cielo, quindi indicano una via celeste, i libri bruciati che sono i roghi fatti dai nazisti a Berlino ma anche in altre città della Germania durante il nazismo, libri che io ho dedicato ai deportati. Quindi ogni libro ha una sua importanza perché ogni libro identifica la memoria su un deportato. Quindi questi deportati hanno adesso dei libri a cui noi pensiamo perché siamo noi la memoria di questi deportati. Ci sono libri con più nero, con più grigio, che è la loro tristezza, con più colori vivaci perché li ho colti in un momento di gioia precedente alla deportazione. E poi si arriva alla deportazione vera e propria, che sono i piedi in cammino. I piedi in cammino naturalmente sono lo sradicamento dalla famiglia, sono una sorta di rapimento, per cui ci sono questi piedi che camminano, ma non c'è più il corpo, perché il corpo è stato sottratto, è stato rapito. Ecco, questo è un po' il messaggio, e il messaggio è naturalmente di capire quello che è successo e di non essere più indifferenti in un futuro, ma prendere posizione per la pace, per l'accoglienza, per la vicinanza agli altri, a tutti quelli a cui possiamo dare una mano possibilmente. Abbiamo scelto dei documenti significativi per la storia della deportazione degli ebrei romani che sono appunto adesso esposti nel Museo Diocesano. Ho scelto una matrice per le ricevute dell'oro, cioè l'oro che i nazisti richiesero in cambio della vita degli ebrei, ma in realtà poi fu un inganno, e su ogni ricevuta c'è scritto il nome e la cifra di quanto ebrei e non ebrei avevano versato in quei giorni tra il 26 e il 28 settembre del 1943. E poi c'è una scheda invece compilata ovviamente in tedesco da un ufficiale del comando germanico a Roma nel marzo del 1944, subito prima dell'eccidio alle forze ardeatine, ed era una scheda identificativa di un prigioniero ebreo
Angelo Marino, in cui era definito l'età, il luogo in cui era nato, dove viveva, la sua professione, con specificato iude, quindi ben evidenziato, e poi ucciso, quindi la scientificità proprio del metodo nazista si vede proprio anche da questo tipo di oggetti. È un'opera di sensibilizzazione molto importante perché a parer mio è utile rinnovare il ricordo nelle persone di questa strage che è, diciamo, immotivata dal punto di vista umano. Fa male pensare ancora oggi che nell'indole di un essere umano, nella società, può essere, diciamo, ancora vissuto questo sintomo di odio verso una civiltà diversa che, diciamo, è perpetua negli anni, perché come sappiamo la civiltà ebraica è stata sempre perseguitata nella storia dell'umanità, sia dal periodo egizio fino appunto alla recentissima Shoah, purtroppo. E pensare che queste cose non sono successe 3000 anni fa, ma semplicemente neanche un centinaio di anni fa, diciamo, fa riflettere e fa anche tanta paura. Questo evento di oggi fa pensare, riflettere. Noi ragazzi siamo qua alla testimonianza insieme alle autorità che questi eventi non devono essere dimenticati, perché dimenticare questo genere di eventi fa, diciamo, ci fa rattristire, nel senso che noi ragazzi, ma insieme alle autorità, dobbiamo pensare avanti, ma soprattutto ricordare ciò che è accaduto e soprattutto farne tesoro, perché pensare che come un uomo è riuscito a realizzare la cosiddetta soluzione finale, andare contro a una razza, come ha definito lui, andare contro il diverso, facendo apparire come se noi dovessimo avere paura del diverso, cosa che oggi non dovrebbe per niente accadere. Esserci sempre per non dimenticare è l'iniziativa organizzata dal Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento. Vediamo. Esserci per non dimenticare, questa è l'iniziativa che si svolge oggi al Liceo Classico Empedocle. Certamente anche quest'anno confermiamo l'impegno civile della nostra scuola, impegno culturale, educativo e civile, a ricordare la giornata della memoria per quello che l'impegno della memoria e della testimonianza possono rappresentare per le nuove generazioni. Si tratta di una pagina della storia del Novecento tra le più tragiche che si siano appunto verificate, scritte, che i ragazzi studiano e che forse non è neanche possibile ricordare senza anche quel particolare coinvolgimento emotivo che nasce dal pathos della testimonianza. Sono ancora in vita pochi forse tra i testimoni della Shoah e hanno fatto di questa loro elaborazione del ricordo un impegno da tramandare. Ritengo che le scuole abbiano il compito di raccogliere il testimone, anche perché, come dice Hannah Arendt, è fondamentale abituare i ragazzi ed educare i ragazzi a saper pensare, perché solo l'esercizio del pensiero, del discernimento critico, la conoscenza dei fatti della storia e soprattutto l'impegno sui valori fondanti della convivenza civile, che sono anche alla base della dignità dell'uomo, diventino fondamento della loro formazione e impegno civile anche per il futuro, per la costruzione di una società che deve evidentemente scongiurare che altri eventi, altre tragedie come l'Olocausto possano verificarsi ancora. Giulia, come valuti questa iniziativa e quanto è importante tra i ragazzi parlare dell'evento? Credo sia molto importante perché dal passato comunque possiamo riprendere delle lezioni che potranno servire per il presente e per il futuro. Proprio per questo motivo non dobbiamo dimenticare i delitti e le azioni atroci che sono state compiute durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto da poter combattere fenomeni di odio e di razzismo nel presente e nel futuro. Dopo il successo del primo incontro, la pastorale familiare dell'unità Mater Misericordie di Agrigento invita le famiglie ad un secondo incontro dibattito sul tema famiglie connesse o disconnesse, scuola, chiesa e family, un dibattito aperto a tutto il territorio sui temi dell'educazione. Lello Casesa.
Si è svolto nel Salone della Basilica dell'Immacolata il secondo incontro programmatico organizzato dall'Unità Pastorale sul tema Scuola, Chiesa, Famiglia, ruoli ed obiettivi. Don Giuseppe Veneziano, parroco della Basilica, ha rimarcato l'impegno cristiano ed il ruolo della famiglia nella visione educatrice dei figli. La docente Giovanna Cavaleri ha sottolineato invece l'importanza della vita con i suoi principi, le sue regole e soprattutto la necessità di ascoltare ulteriormente le nuove generazioni. Anna Rita Gangarossa, dirigente scolastico Istituto Agrigento Centro, che con i suoi 1000 alunni rappresenta la punta di diamante della scuola agrigentina. La Gangarossa nel suo intervento intenso ed appassionato ha raccontato l'esperienza vissuta dopo la decisione di non celebrare la messa di Natale a scuola lo scorso dicembre e di pesanti attacchi dei media nazionali contro tale scelta. Secondo la legge, ha dichiarato la dirigente, la scuola è laica e iniziative di questo tipo vanno proposte ed organizzate in orario extracurriculare ed io, pur essendo cristiana e praticante, sono un dirigente dello Stato e devo far rispettare la legge dello Stato. Ho cercato di dare questo contributo all'incontro di oggi, portare appunto la mia esperienza come dirigente scolastico. Peraltro io sono anche un dirigente cattolico, ministro straordinario della Comunione, socio dell'Azione Cattolica e quindi chiaramente la condivisione di una mission con la Chiesa è una cosa che condivido e insieme la famiglia, come quindi non così discutere assieme e questo dibattito ha offerto spunti di riflessione assolutamente interessanti, come non riflettere, dicevo, insieme su 3 istituzioni assolutamente importanti per la nostra società, 3 istituzioni i cui ruoli e finalità differenti però si intrecciano fortemente e pongono al centro della loro mission la guida del bambino, la crescita, la formazione umana e spirituale dei nostri fanciulli. Intanto siamo lieti di aver offerto al territorio questo bel momento. Ringrazio anche la dirigente che con maestria e con grande capacità relazionale ha saputo trattare dei temi che per noi sono fondamentali, quelli dell'educazione. L'educazione che è importante per la nostra parrocchia, per la nostra unità pastorale, l'educazione che è il centro per le famiglie, che ci troviamo a volte impreparati di fronte al venire di questi nuovi mezzi di comunicazione che comunque sono entrati in maniera irruente nel nostro tempo. E anche nella scuola, perché i nostri bambini sono sia i bambini di questa parrocchia che i bambini dell'Istituto Agrigento Centro. L'Assemblea Provinciale della Sostampa di Agrigento ha confermato all'unanimità Gero Tedesco quale segretario della sezione provinciale, poi Angelo Gero e vice segretario e Dario Broccio tesoriere. Nel corso del dibattito assembleare ci si è soffermati sui problemi e le prospettive della professione giornalistica. Il segretario Gero Tedesco commenta: ringraziamo i colleghi per la grande fiducia, proseguiamo il nostro impegno quotidiano che ci porta ad affrontare questioni di vitale importanza per il futuro della professione giornalistica. Difenderemo, come abbiamo sempre fatto, i colleghi che ogni giorno, pur tra mille difficoltà, raccontano una terra difficile ma dalle grandi potenzialità. Domani, martedì 28 gennaio, anche la Camera Penale di Agrigento, presieduta dall'avvocato Angelo Nicotra, aderisce alla giornata di protesta nazionale proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane contro la riforma della prescrizione. Non si svolgeranno udienze tranne che le urgenti o con detenuti. Gli avvocati penalisti agrigentini si riuniranno in assemblea al Palazzo di Giustizia in via Mazzini ad Agrigento. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Il Consiglio Comunale di Realmonte all'unanimità ha bocciato la proposta di accordo con Ferdinando Sciabarra, ex dirigente della Camera di Commercio in pensione, proprietario della Scala dei Turchi, sospesa ogni trattativa per trovare un accordo relativo a qualsiasi utilizzo del bene. I dettagli nel servizio.
Giù le mani dalla Scala dei Turchi. Con questo slogan finale il Consiglio Comunale di Realmonte, nel cui territorio ricade la meravigliosa scogliera di Marna Bianca, ha approvato una mozione che impone al sindaco Lillo Zicari di sospendere ogni trattativa per trovare un accordo col privato, il dottor Ferdinando Sciabarrà, ex dirigente della Camera di Commercio in pensione, che rivendica la proprietà del bene che ricade in una particella catastale a lui intestata relativa a qualsiasi utilizzo privato o riconoscimento di benefit o royalty, e di proseguire sulla strada dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale, andando avanti nel procedimento giudiziario impiantato contro chi ne rivendica oggi la proprietà. A votare l'atto di indirizzo sono stati all'unanimità i 10 consiglieri su 15 presenti in aula, al termine di una lunga e articolata discussione in una seduta convocata dal presidente Felice Vaccaro in maniera insolita di sabato sera. Il gruppo di minoranza, dice Antonio Sciarrone, ex presidente del Consiglio Comunale, carica ricoperta fino al 2015 ed attuale esponente dell'opposizione al sindaco Zicari, aveva già in occasione della presentazione della bozza del sindaco ritenuto questa una strada non percorribile e lesiva dei diritti di Realmonte. Fa piacere che anche gli esponenti della maggioranza abbiano alla fine convenuto che avevamo ragione votando all'unanimità la bocciatura dell'ipotesi di accordo presentata dal sindaco e la continuazione della causa giudiziaria. Tengo a ribadire che vanno tenuti separati gli aspetti della tutela del bene da quella che è la sua mercificazione. Ad oggi, conclude Sciarrone, vorremmo capire l'intervento pubblico della Regione con soldi dei cittadini su quello che è un terreno sul quale un privato chiede di vantare dei diritti. La bozza di accordo che il Comune di Realmonte aveva sottoposto all'attenzione dei legali del privato che rivendica la proprietà della Scala dei Turchi prevedeva che il bene divenisse di proprietà esclusiva del Comune di Realmonte e che quindi avrebbe potuto gestirlo con introiti esclusivi per la pubblica amministrazione nel caso di sbigliettamento. Gli eventuali ricavi dal brand Scala dei Turchi invece sarebbero stati ripartiti per un periodo di 70 anni in misura pari al 70% al soggetto privato e al restante 30% al comune. Alla scadenza del periodo dei 70 anni la titolarità del brand e relativi eventuali ricavi avrebbero dovuto passare per intero al comune. Prima di prospettare ai cittadini di Realmonte ai termini della proposta di accordo, ha detto il sindaco Zicari, ho voluto sentire tutti i consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza. Ho commesso tuttavia un errore di ingenuità. Alcuni di loro hanno anticipato intempestivamente le fasi e i contenuti della bozza di accordo, con ciò prestando ad errate e strumentali interpretazioni. E il Consiglio Comunale, con il voto dell'atto di indirizzo, ha stoppato la trattativa. Ieri anniversario della morte di Mario Francese, il giornalista ucciso dalla mafia 41 anni fa, che per primo ha scritto dei Corleonesi. Vediamo. Mario Francese non c'è più fisicamente da 41 anni, ma il suo pensiero e la sua ispirazione ancora oggi camminano con le gambe di tutti coloro, giornalisti o no, che ricercano la verità e combattono per togliere quel velo scuro che la mafia vorrebbe sempre più fitto. Francese scrisse di una mafia che cambiava volto e azioni, che non operava più nel latifondo, ma che sempre più andava a braccetto con la classe politica. Al centro delle sue indagini il rapporto mafia-appalti. Decisivo fu l'incontro con il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo e grazie alle informazioni avute da questi, Francese portò avanti delle indagini sugli appalti della ricostruzione della Valle del Belice, in particolare la diga Garcia, un'opera mai completata e attorno alla quale girarono tanti miliardi. Un evento nefasto, l'agosto del 1977, l'assassinio del colonnello Russo. Fu un duro colpo per Francese, ma invece di fermare il giornalista palermitano, molto probabilmente lo spinse a lavorare ancora di più. Così a settembre dello stesso anno, sul Giornale di Sicilia, pubblicò un'inchiesta riguardante gli appalti della diga Garcia e il 19 ottobre del 78 scrisse «Russo ucciso per ordine dei Corleonesi, richiesto forse un mandato di cattura per Leoluca Bagarella. L'eliminazione del colonnello sarebbe stata decisa per l'indagine sui subappalti della diga Garcia». Purtroppo quello fu l'ultimo atto per Mario Francese, il quale era intento a scrivere un altro dossier sul rapporto mafia-appalti, ma il 26 gennaio del 79 fu assassinato da Cosa Nostra. Un ultimo atto che però ancora oggi spinge tanti giornalisti a guardare oltre lo steccato, perché la mafia cambia di continuo volto e si adegua. Quella mafia che andò a giudizio Salvatore Riina, Francesco Madonia, Michele Greco, Antonio Geraci, Giuseppe Farinella, Matteo Motisi, Pippo Calò, ma anche imputati per essere stati mandanti Leoluca Bagarella e Giuseppe Madonia. Una storia, quella di Mario Francese, prima quasi relegata al silenzio, tanto che neanche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, che in sintesi parlava della mafia come motrice dell'uccisione, erano state sufficienti per aprire il caso. Poi la determinazione dei figli fece sì che il caso Francese ebbe una svolta. In particolare da ricordare la perseveranza di Giuseppe Francese, il figlio più piccolo di Mario,
che dopo le condanne dell'intera cupola per l'omicidio del padre decise di porre fine alla sua vita. A continuare nel segno di Mario Francese i figli Massimo e Giulio, quest'ultimo presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, che nelle varie occasioni di testimonianza della storia di suo padre rende attuale i messaggi e il pensiero di Mario Francese, che ieri è stato ricordato a Palermo per il 41esimo anniversario della sua uccisione per mano mafiosa. Una cerimonia che si è svolta sul luogo dell'agguato, in Viale Campania. L'iniziativa, come accade dal 2006, è stata organizzata dal gruppo siciliano dell'Unci Unione Cronisti Italiani, gruppo di specializzazione della FNSI a sua stampa. Alla cerimonia erano presenti i figli del cronista ucciso, autorità politiche e l'autorità delle forze dell'ordine. E sempre ieri mattina una rappresentanza della sezione Unci di Siracusa ha partecipato al giardino del parco archeologico della Neapolis alla commemorazione di Francese nella sua città natale. Una busta con un proiettile lasciata nella cassetta della posta dell'abitazione dell'ex vicepresidente dell'Acragas, l'architetto Gero Brucculeri, che ha avvisato la Polizia di Stato ed ha presentato denuncia alla squadra mobile di Agrigento. Ancora sconosciuto il movente dell'atto intimidatorio, anche se non ci sono certezze, potrebbe essere collegato alle recenti dimissioni dalla carica di vicepresidente dell'Acragas, la prima squadra della città che milita in eccellenza. Recentemente sono scoppiate delle polemiche anche attraverso i social e lo stesso Brucculeri pare avesse già segnalato episodi antipatici e minacciosi. 44 anni dopo la terribile strage di Alcamo Marina, nella casermetta Alcamar, la città di Alcamo ha ricordato i due carabinieri, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, barbaramente uccisi nel sonno la sera del 27 gennaio 1976. Un duplice omicidio ancora avvolto nel mistero. Per loro, dopo quasi mezzo secolo, non si è ancora arrivati ad avere giustizia. Sappiamo solo chi non è stato, chi è stato condannato ed è innocente e nessuna verità. Le poche informazioni certe sono su ciò che è accaduto in quei giorni. La morte dei due militari colpiti da arma da fuoco, la scoperta fatta all'alba dagli agenti della scorta di Giorgio Almirante, segretario dell'MSI, in transito verso l'aeroporto, la scena del delitto descritta all'arrivo dei carabinieri della compagnia di Alcamo e la registrazione e rivendicazione a poche ore dalla strage di un presunto gruppo terroristico Nucleo Sicilia Armata. Ma nessuno venne successivamente identificato come autore del gesto. Il caso fu subito affidato al colonnello Giuseppe Russo, braccio destro del generale Dalla Chiesa, all'epoca capitano del nucleo operativo di Palermo. Russo venne poi assassinato l'anno successivo, il 20 agosto del 77, da un comando mafioso guidato da Leoluca Bagarella, nella frazione di Corleone denominata Ficuzza. Le indagini si concentrarono su diverse persone legate agli ambienti di sinistra, considerate teste calde, del Partito Comunista, a altri movimenti operai e di lotta. Tra questi venne perquisita l'abitazione del giovane Peppino Impastato a Cinisi. Poco dopo, però, la pista rossa venne gradualmente abbandonata, sulla base di una secca smentita da parte delle Brigate Rosse, avvenuta il 30 gennaio del 1976. Abbandonata la pista legata al mondo politico di sinistra, rimane comunque quella del terrorismo. In Sicilia c'erano diversi gruppi di destra, legati alle cosche e degli uomini di Cosa Nostra locale. Ad Alcamo in quel periodo Cosa Nostra era affidata alla famiglia Arrimi. Nel frattempo del neonato movimento Nucleo Sicilia Armata non si seppe più nulla. Dopo il 27 gennaio sembrò sparire nel nulla. La svolta nelle indagini arriva circa 15 giorni dopo l'eccidio, tra il 12 e il 13 febbraio 1976, con l'arresto durante un posto di blocco dei carabinieri del giovane alcamese Giuseppe Vesco, al quale fu trovata l'arma utilizzata durante l'agguato e una pistola d'ordinanza rubata ai due militari. Vesco, a seguito di un duro interrogatorio, confessò di aver partecipato all'agguato, indicando il covo dove nascosero la refurtiva e i 4 ragazzi che parteciparono con lui all'agguato: Giuseppe Gulotta, Gaetano Sant'Angelo e Vincenzo Ferrantelli, Giovanni Mandalà, un conoscente di Partinico. Poco dopo, sulla base della testimonianza di Vesco, vennero ritrovate le armi e le divise in una stalla a Partinico di proprietà di Giovanni Mandalà. Vesco, successivamente alla confessione e ai mandati d'arresto per i 4 presunti complici, cerca di smentire tutto, informando che la confessione gli venne estorta sotto tortura, finché nell'ottobre del 76 però venne trovato suicida in circostanze misteriose presso il carcere San Giuliano di Trapani, poco prima di essere ascoltato dagli inquirenti. Negli anni successivi non si parlò più della strage della Casermetta. Nel 2007 improvvisamente si ritorna a parlare della strage di un ex maresciallo dei carabinieri, Renato Lino, in servizio ad Alcamo all'epoca dei fatti, testimoniò spontaneamente ai magistrati le modalità con cui sono state condotte le investigazioni, ottenute le confessioni, e portò all'assoluzione il 13 febbraio del 2012 dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria di Giuseppe Gulotta,
Ritornando al ricordo della città di Alcamo, stamattina si è svolta la messa per i 2 carabinieri e subito dopo le autorità ecclesiastiche, politiche e delle forze dell'ordine hanno posto una corona davanti alla stele dedicata ai 2 carabinieri. A voi le parole del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi. È una ferita ancora aperta, quindi Alcamo insieme a tutte le forze dell'ordine, stamattina c'erano anche il questore, il prefetto, un po' tutti, ricorda quel momento tragico non solo per Alcamo ma per la storia italiana. Commemorare va bene, ma cosa si può fare in concreto? Ma per noi è importante intanto, come uomini delle istituzioni, ognuno ciascuno per la propria parte, naturalmente continuare a ricercare la verità, ma soprattutto custodire il senso del dovere e del sacrificio. Vittime tra i carabinieri e vittime oltre i carabinieri. Ci ricorda quanto la cattiveria umana possa arrivare a fare, è veramente una pagina buia che però ci deve comunque servire da monito per il futuro. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. E l'Acragas allo Stadio Seneto supera 3-1 l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Prosegue la rincorsa alla capolista Dattilo che comunque non perde un colpo. Carmelo Lentini. Una tripletta del bomber Giuseppe Gambino regala una salutare vittoria all'Acragas che si riappropria della seconda posizione in classifica generale pur se in condominio con il Canicattì. La gara combattuta si sblocca al 26esimo con Biondo che pennella un assist preciso al centro dell'area avversaria dove Gambino di testa infila la porta palermitana. La gioia comunque dura poco e dal 30esimo un'azione di contropiede degli ospiti portano ad un'assegnazione di un penalty che ai più è sembrato esagerato. Scillufo si presenta in aria circondato da 3 avversari, improvvisamente cade, l'arbitro vede forse una spinta che sbilancia il calciatore ed assegna il calcio di rigore che Clemente trasforma. Nel secondo tempo, al 48esimo, un'azione di rimessa portata velocemente da Gambino porta in vantaggio l'Acragas. L'azione è di quelle che strappano gli applausi alla platea. Al 75esimo l'ennesima azione portata avanti da 3 piedi, subentrato nella ripresa, Sant'Angelo e Biondo e portano al tris finale di Gambino che con un colpo di testa supera il portiere ospite. Cambia l'alta classifica per la sconfitta del Canicattì patita fuori casa con la Parmonval. Il Dattilo si conferma capolista con 6 punti di vantaggio sulla nuova coppia formata da Acragas e Canicattì. La compagine trapanese ha infatti espugnato il campo della Profavara per 1-2. La San Cataldese divide i punti con il Geraci, mentre il Castellammare si conferma in buona salute, andando a vincere sul difficile rettangolo di gioco del Don Carlo Misilmeri. In bassa classifica, malgrado la sconfitta interna patita con il Dattilo, il Profavara si ritrova in una zona apparentemente tranquilla, anche perché le dirette rivali hanno tutte quante perso. Occhio al prossimo turno, che prevede alcuni scontri dall'esito incerto. Il Canicattì ritorna in casa con il Geraci, il Profavara ancora al Brucolere per affrontare lo Sporting Vallone. Infine l'Acragas di scena al Valentino Mazzola con la San Cataldese. Chi avrà un turno molto abbordabile è proprio il capolista Dattilo, che ospiterà il Monreale. Penso che la vittoria sia stata netta. Avendo in squadra un giocatore che con questa categoria non c'entra niente che Peppe Gambino, io penso che senza togliere niente a nessuno si gioca in 11 e si vince in 11 e non dire in 22, però avete visto sotto gli occhi di tutti, a parte 3 gol ha lottato su ogni pallone, indietro, avanti, quindi secondo me Gambino batte Marineo 3-1, si può sintetizzare così. Il primo tempo la squadra non mi è piaciuta e devo dire che sì, abbiamo segnato però un po' a fatica, un'ingenuità grossa difensiva, abbiamo preso un rigore che per me non c'era, voglio sorvolare sull'arbitro perché sono veramente sdegnato di parlare degli arbitri, ci sono gli osservatori, facciano il loro dovere, segnalano quello che devono segnalare, non sta a me, io parlo di calcio, non voglio più parlare di arbitri perché veramente rischierei di essere patetico, però alla fine del primo tempo c'è stata la scossa negli spogliatoi e loro sanno a cosa mi riferisco. I giocatori e tutti, c'è stata una scossa e la squadra è entrata con un piglio diverso e abbiamo fatto nostra la partita per come era giusto, perché qui bisogna capire che bisogna giocare con sangue agli occhi, non bisogna giocare sopra le punte e non bisogna giocare di fino. Adesso ogni partita è una finale e se non si interpreta così la classe non va da nessuna parte.
Quindi ripartiamo dal secondo tempo, dove la squadra ha capito come doveva giocare, perché comunque il Marineo non è una squadra materassa, abbiamo visto che comunque è composta da buoni elementi, è una squadra insidiosa, temevamo questa partita e quindi abbiamo fatto questa bella vittoria che ci fa agganciare tra i cattivi e purtroppo il Datti l'ha vinto a Favara e quindi i punti restano 6, però andiamo avanti per la nostra strada e ci proiettiamo verso la difficile partita di San Cataldo, dove qui una partita da veri uomini, bisogna in questa partita dimostrare davvero se siamo carne o pesce. Come hai visto l'Acregas oggi? L'ho detto pure ai ragazzi al fine del primo tempo, ho visto veramente una grandissima squadra, giocava bene a calcio, allenato da un grandissimo allenatore. Nel primo tempo siamo stati un po' fortunati ad uscire con 1-1 perché Giuseppe Gambino ha preso per una traversa, qualche gol sbagliato, però ci può stare nel calcio. Poi il secondo tempo hanno meritato la vittoria, anche se nel secondo gol c'era qualcosa da recriminare, perché secondo me c'era un fuorigioco, però poi vincevano lo stesso perché avevano una supremazia territoriale imbarazzante. E devo fare i complimenti all'Acregas e complimenti ai miei ragazzi, perché comunque non dovevamo venire a fare punti ad Agrigento per salvarci. Partita di Parmonval Canicattì, siamo con mister Romano. Mister, che gara è stata secondo lei? Abbiamo visto un buon primo tempo alla sua squadra e poi, glielo diciamo, abbiamo visto un secondo tempo la sua squadra sembrava sparita dal campo. Che è successo? Abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco e poi secondo tempo, come dicevi tu, siamo calati, probabilmente c'è stato un calo fisico e la Parmonval è uscita in maniera preponderante, ha vinto la partita con merito, anche se qualcosa c'è da recriminare perché siamo stati subito in svantaggio con una svista arbitrale, avete visto tutti, c'era un fallo nettissimo su un gioco pericoloso e un po' siamo anche innervositi. Poi siamo stati bravi a recuperarla e poi il secondo tempo siamo calati sia sotto il profilo dell'agonismo ma anche sotto il profilo tecnico. È una sconfitta che ci brucia, sapevamo che avevamo delle difficoltà in questo campo contro una buona squadra, perché io la Parmonval la ritengo una buonissima squadra con giocatori di qualità e in questo campo fa la sua forza. Mister Romano, questo stop così diciamo per certi versi inatteso non pregiudica il vostro campionato, la vostra rincorsa? Ma inatteso, intanto non direi inatteso perché abbiamo giocato contro una buonissima squadra, ripeto ancora una volta, su un campo difficile, perciò ma no, non pregiudica assolutissimamente nulla, perché noi il campionato che dobbiamo fare abbiamo sempre dichiarato che vogliamo entrare nei playoff ed entrare nella miglior posizione in classifica. È un incidente di percorso, ci siamo abituati quantomeno l'ultima volta siamo crollati con la San Cataldese, abbiamo fatto poi un filotto di risultati importanti. Spero che questa sconfitta sia di nuovo salutare per riprenderci cominciare da domenica e riprendere il nostro filotto. Torniamo un attimo alla partita, solo per sottolineare l'espulsione di Lupo che vi ha condizionato tantissimo, essendo un uomo squadra. Sì, è normale che quando non hai in campo un giocatore di esperienza, un giocatore di qualità, di personalità, resti anche in 10 contro un'ottima Parmonval, fai fatica e noi l'abbiamo pagata a caro prezzo, poi nel finale abbiamo cercato di rimediare la partita buttandoci tutti in avanti e offrendo loro alla Parmonval ripartenze per chiudere completamente la partita. Direi che tutto sommato, devo essere molto sincero, la Parmonval ha meritato di vincere, specialmente per quello che ha prodotto secondo tempo. Ancora calcio, promozione, il derby Casteltermini-Sciacca finisce 4-1. Tonino Butera. Il big match del campionato di promozione tra Casteltermine e Unitas Sciacca è stata una grande festa di sport. Una festa che ogni domenica ogni sportivo vorrebbe assistere in ogni stadio. Più di 1000 spettatori festanti, ognuno a tifare per la propria squadra, senza uno screzio e senza incidenti. Finisce 4-1 per la formazione allenata da Pino La Bianca, che riapre un campionato dove l'Unitas Sciacca stava prendendo il volo.
Il primo tempo del Casteltermine è eccezionale. Nel giro di mezz'ora vanno a segno Piazza sul rigore, poi Silla e Basiru. La squadra di Vincenzo Piazza fallisce un calcio di rigore sull'1-0, ma poi è notte fonda, perché i ragazzi del presidente Salvino Sanvito sembrano indemoniati e chiudono il primo tempo in vantaggio 3-0. La ripresa si apre con il bel gol su punizione di Andrea Tummiolo che accorcia le distanze. Il sigillo finale del 4-1 è del giovane Agnello, che fa esplodere nuovamente di gioia il Ferdinando Lombardo in festa. A fine partita abbiamo intervistato i due allenatori, la Bianca del Casteltermine, Vincenzo Piazza dell'Unità Sciacca, e il presidente del Casteltermine Salvino Sanvito. Intanto oggi è stata una grandissima partita di calcio, lo Sciacca è venuto a giocarsi la partita per cercare di vincere, di chiudere questo campionato. Noi siamo stati bravi, abbiamo affrontato nel modo giusto, non abbiamo trovato una squadra che faceva anticalcio come l'ha fatto qualche altra squadra qua a Casteltermini. Quando giochiamo a calcio, quando le squadre giocano a calcio contro di noi, si vede questo Casteltermini. Però complimenti allo Sciacca perché secondo me meritano il primo posto in classifica. Noi ci proveremo fino alla fine per cercare di riprenderli penso che sarà un bellissimo campionato fino alla fine, anche perché si sono inseriti sia la Folgore che la Mazzarese. Qui a questo punto siamo 4 squadre che ci giochiamo il campionato. Un pubblico delle grandi occasioni, un gran pubblico, non è successo nulla, onore veramente oggi allo sport. Bellissimo, questo è, io penso che la cosa più importante, al di là della partita vinta, al di là di tutto quello che può succedere in una partita di calcio, perché siamo soddisfatti sotto questo punto di vista, però quello che è bellissimo è vedere 2 tifoserie, bellissimo, ognuno tifare per la propria squadra, farsi applaudirsi, giocatori, applaudire la tifoseria avversaria, è bello. Questo secondo me è uno spot per il calcio dilettantistico e spero che tutte le partite siano così. Noi, come abbiamo detto sempre, almeno nella mia filosofia pure, innanzitutto lo sport deve essere anche uno spettacolo per chi comunque ci viene a guardare. Noi abbiamo un pubblico nutrito, sembrerebbe stupido, sembrerebbe un non calcio venire in alcuni posti come Casteltermini, come seconda forza del nostro campionato, venire a fare le barricate. L'ho detto sempre, noi giochiamo a viso aperto, ce la giochiamo con chiunque e ovviamente non giochiamo contro la sfortuna perché sul rigore che abbiamo subito, anche un rigore a favore nostro, abbiamo sbagliato. Può essere che poteva cambiare le sorti della partita, questo non lo so. La soddisfazione principale è questa, che ha vinto lo sport. Grandi tifosi dello Sciacca, grandi tifosi del Casteltermine che sono numerosi, venuti oggi al Lombardo di Casteltermine, e grande squadra devo dire, con un mister che sa quello che deve fare, e speriamo di continuare così e cercare di vincere questo campionato che alcuni dicono che noi non lo vogliamo vincere, invece non è vero, noi ci proviamo. Non abbiamo fatto inizialmente una squadra per vincere il campionato, però ci siamo e ci riproviamo. Basket a 2, la Fortitudo Moncada Agrigento vittoriosa a Latina con il punteggio di 87-93. Vediamo. Coach, le chiediamo un commento sulla partita tra la Benacquista e il Rinnovabili Agrigento, terminata ora qui a Bianchini. Come tutte le partite in questo campionato, a maggior ragione per noi in questo momento era una partita fondamentale a livello di classifica, perché vincere fuori casa è difficile ovunque. Noi avevamo 2 partite in trasferta di fila, questa era la prima delle 2. È stata una partita difficilissima da affrontare, avevamo di fronte una squadra ben allenata che arrivava da un momento di difficoltà e quindi aveva anche bisogno di questi 2 punti. Il primo tempo ci ha visto in grosse difficoltà, difensivamente abbiamo fatto diversi errori, i miei giocatori erano un pochettino contratti, erano anche poco accesi atleticamente, abbiamo subito qualche 1 contro 1 di troppo e offensivamente abbiamo fatto 11 palle perse che in 20 minuti sono obiettivamente troppo per provare a vincere fuori casa.
Abbiamo fatto poi un secondo tempo veramente d'alto livello e faccio i complimenti ai miei ragazzi, d'alto livello nel senso del carattere, hanno messo in campo tutto quello che avevano, non hanno mai mollato, ci sono stati diversi momenti nel terzo quarto dove sotto di 12 palla agli avversari, una squadra probabilmente non così coesa, non così compatta avrebbe anche deciso che ormai la partita poteva essere conclusa, i ragazzi sono rimasti con la forza del gruppo, con le motivazioni, dopodiché siamo anche riusciti con qualche giocata buona tecnicamente a fare qualche canestro di fila che ci ha dato fiducia. La chiave probabilmente, oltre che chiaramente il diverso approccio difensivo e qualche aggiustamento, sono state le 3 palle perse in tutti i 20 minuti del secondo tempo, nonostante un ritmo offensivo molto alto. Abbiamo provato proprio cambiando il ritmo offensivamente a portare un pochettino più sulle nostre corde la partita tatticamente, questa cosa ci è riuscita. Siamo veramente molto contenti, molto soddisfatti, 2 punti importantissimi, una partita di carattere. Adesso riposiamo stasera, torniamo da Agrigento e prepariamo la trasferta di Torino, che sarà un'altra trasferta molto molto difficile. La SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona ha vinto in trasferta modica 3-1, ha scavalcato Cerignole e adesso è la prima in classifica nel campionato di pallavolo femminile di Serie B1 a conclusione del girone di andata. Il servizio di Lello Casesa. La SEAP Dallicardillo ha vinto il derby siciliano contro il Modica ed ha conquistato il primo posto in classifica. Scavalca il Cerignole, balza da sola al comando nel campionato di Serie B1 e si qualifica per le Final Four di Coppa Italia di categoria. È stato un sabato perfetto per la squadra del presidente Nino Di Giacomo, che ottiene il massimo risultato nella tana della formazione modicana. Il derby siciliano bello e avvincente è terminato 3-1 con questi parziali: 19-25, 25-19, 16-25, 19-25. Al match ha assistito il pubblico delle grandi occasioni, con una buona rappresentanza di tifosi aragonesi che non hanno smesso un solo secondo di incitare le biancazzurre. Il coach Luca Secchi, privo delle infortunate Donà e Vittorio e con Falcucci in campo, con un dito della mano sinistra fratturato, ha schierato Trabucchi in regia, Aricò posto, Composto e Manzano al centro, Moneta schiacciatrice e Parisi nel ruolo di libero. Un solo cambio durante il secondo set con Baruffi al posto di Trabucchi. In panchina anche il nuovo acquisto, il libero Fabiola Ruffa. Una partita difficile e combattuta con la squadra grigentina che corre a vincere 7 su 7 ed infine anche con forza l'intera partita. La SEAP Dallicardillo Aragona conquista con grande merito i 3 punti ed è la nuova capolista del campionato di Serie B1, girone D con 30 punti. Adesso il campionato si ferma al termine del girone di andata. La prima giornata di ritorno è in programma il prossimo 8 febbraio, trasferta in terra abruzzese per le biancazzurre contro il forte Connetti.it. Siamo molto contenti della vittoria su un campo difficile. La classifica sinceramente adesso è ai fini del campionato, non c'è niente. Però siamo molto contenti perché il primo posto significa ingresso in Coppa Italia e dopo la sconfitta di Santa Teresa non ci credeva nessuno, probabilmente ci credevamo solo noi al lavoro in palestra giorno dopo giorno, rimbrotto dopo rimbrotto, e ce l'abbiamo messa tutta andando contro tutto e tutti, perché un periodo così sfortunato sotto il profilo fisico credo ne ho vissuti pochi nella mia carriera. Sono felicissima del carattere delle mie ragazze, veramente è andata bene, sono contenta di come hanno risposto. Come ho detto prima, abbiamo avuto diverse difficoltà in settimana, il nostro capitano fuori, è stato sostituito egregiamente da Carlina, ma già da partita, il nostro libero che è stato sostituito egregiamente da Ciccia, però sono felicissima. Io sono la prima tifosa sfegatata, quindi questo risultato mi rende orgogliosissima e veramente sono felice, sono contenta. Siamo i primi, ce lo meritiamo perché abbiamo lottato e non abbiamo mai mollato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.